Le ultime 5, lo sprint finale in cui ci si gioca tutto, c'è chi chiede ancora un poco prima di esultare. Amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Castelluccese. Siamo nella 22esima giornata del girone B di promozione. È stato titolare nelle 3 sfide contro il Geraci. Adesso è passata all'altra sponda, Velardi direttamente su Cavallaro, tiro addosso al portiere, pallone recuperato da Villar. Protegge il pallone molto bene con il fisico, Salerno si va a muovere molto bene, anche Rinaldi evita Petruzzi, Santo Rinaldi, il vantaggio a sorpresa della Castelluccese con il classe 97, 1-0, evitato Petruzzi, dedica speciale in tribuna, la doppietta di Serio e quella di Velardi, uno dei 2 gol però segnato su calcio di rigore, pallone in mezzo, proprio Velardi di testa, Marrone sotto porta, il pareggio del Geraci con Mirko Marrone. Oggi una sfida importante contro Santo Salerno a contendersi la vetta della classifica dei capocannonieri. Rinaldi scambia con Arena, cross in mezzo nella direzione di Giordano, chiude il Geraci. Marrone, Velardi, il controllo, la fa passare in qualche modo, ancora Velardi, c'è la parata di Giuseppe Cavallaro. La gestione di Velardi, ancora in controbalzo. Gonzales, libero, scarica su Lepre, di nuovo Gonzales, la alza da Velardi, aggancia in piena area, il pallone passa sotto le gambe del portiere e poi Marrone si pensa lui a segnare, ma il gol viene annullato per fallo in attacco, stavolta per il Geraci. Gonzales rischia Saiz, Emilia, l'appoggio per Scarpinato, Scarpinato ce l'ha quasi sul sinistro, calcia, pallone che sfiora il palo. Geraci che vorrebbe il gol prima di rientrare negli spogliatoi, lanciato Velardi, anche in questo caso un fuorigioco va a segnare Claudio Velardi. Promozione in eccellenza della sua storia, Serio tira dalla distanza, esce di poco con Cavallaro che si è disteso. La mattina, dopo lo scambio con Albanese, si affida a Villar, tantissimo spazio per calciare con il sinistro, male il tiro di Franco Villar. Velardi da Serio, limite, non si vede quasi nulla, tiro deviato, Cavallaro rimane, il pallone in area, c'è il fuorigioco però. Super derby dei Ventimiglia con la super giovane Castelbuono, pallone in profondità, Velardi, il gol del Geraci, esplode il Santissima Trinità, la rete segnata dal Geraci. Occhio al pallone perso dalla Castelluccese, avanza Serio dall'esterno, calcia, risponde Cavallaro in maniera centrale, il pallone infatti è ancora vivo, il pressing di Galletto. Scivola Rinaldi, avanza il Geraci, 4 contro 2, Villar, campo aperto, pallone per Gonzales, servito Villar, spazio per Villar, Villar chiuso da Barberi, c'è ancora Galletto in mezzo, spazza via Solaro, battuta la rimessa dal Geraci, Galletto giù, fallo. C'è il giallo, c'è anche il rosso. Con il Geraci che ha resistito di più, Velardi in mezzo a 2 verso il sinistro, calcia Velardi sulla traversa, pallone respinto inizialmente, tentativo di conquista di calcio e di rigore, ma c'è il triplice fischio ufficiale, il 2-1 del Geraci sulla Castelluccese con tanta sofferenza. La partita alla fine
ben giocata dalla squadra della provincia di Messina, che si è portata in vantaggio con Rinaldi. La rimonta firmata da Marrone e Velardi.